Il violento pestaggio di Conegliano. La procura apre un fascicolo. Mercoledì convocato un tavolo urgente in prefettura. Il raid sarebbe stato causato da motivi passionali. Città ancora scossa da quanto accaduto, sembrava il Far West, servono più controlli, la Lega chiede al Comune di costituirsi parte civile per danno d'immagine, il PD lancia un appello alla comunità macedone. Veneto Banca, nuova udienza del processo a carico di Vincenzo Consoli, respinta la richiesta della difesa che chiedeva di trasferire il procedimento a Trento, escluse 370 parti civili, ok di Zaia alla richiesta delle minoranze in Consiglio regionale che chiedono una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia nella seconda ondata, domani l'audizione in Consiglio sul caso test rapidi. Aggredita in giardino per un anello, ma un'anziana di 84 anni di Zero Branco è riuscita a mettere in fuga i ladri poi identificati dai carabinieri. Treviso, prima provincia veneta per numero di domande presentate per richiedere il reddito d'emergenza, intanto è allarme sfratti, dal 30 giugno saranno sbloccati. Impossibile garantire la sicurezza anti-Covid con così tante persone, non si terrà nemmeno a settembre la Giornata Nazionale degli Alpini a Rimini San Marino, la decisione del Consiglio Direttivo delle Penne slitta tutto al maggio 2022. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Ancora i fatti di Conegliano in apertura di questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, i fatti che hanno sconvolto una domenica pomeriggio in pieno centro della città del Cima, con la procura di Treviso che apre un'inchiesta. Il movente sarebbe di tipo passionale. Intanto mercoledì è stato convocato un tavolo urgente in prefettura. Partiamo da qui. Indaga per lesioni aggravate la Procura della Repubblica di Treviso dopo il pestaggio di 3 giovani macedoni di 18, 19 e 24 anni ieri pomeriggio in piazza Cima a Conegliano, scatenato a quanto emerso finora dalla rivalità per una ragazza. 7 gli assalitori, anche loro di origini macedoni, alcuni dei quali minorenni. La polizia sta esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza, ma anche i video circolati nei social poco dopo l'azione fulminea che si è consumata in piazza di fronte agli occhi spaventati di decine di persone. È un fatto di una gravità inaudita e assoluta per una città come Conegliano, un evento assolutamente imprevedibile. Sembrerebbe infatti che assuma i contorni di una spedizione punitiva. Per tranquillizzare i cittadini ovviamente verranno disposti e intensificati i controlli di sorveglianza del territorio, di vigilanza. Noi faremo un comitato mercoledì, quindi ne sapremo di più, da parte ovviamente per quello che è possibile, fermo restando le esigenze di riservatezza e eventualmente delle indagini in corso. Si cerca di capire come sia potuto succedere e quindi anche eventualmente prevedere delle azioni anche che possano finalizzate a prevenire fatti di questo genere. Non siamo abituati evidentemente in questo territorio a quelle scene, a quei fatti. Non è la prima volta che a Conegliano accadono scontri violenti tra gruppi di giovani o aggressioni con conseguenze gravissime. Nel luglio scorso un 23enne senegalese era stato arrestato per tentato omicidio dopo essersi accanito contro un 20enne albanese nella zona tra via 21 Aprile e piazza Aldomoro. Conegliano, che poi insomma è il secondo comune della provincia, sicuramente presenta tutte quelle sono le criticità di un centro urbano di una certa grandezza. C'è anche una concentrazione, questi sono anche cittadini, diciamo così, stranieri, ma nel senso che probabilmente si tratta anche di bande di persone che non sono completamente integrate. Quindi è un territorio presidiato, il che purtroppo, ecco, anche la repentinità e anche il luogo assolutamente all'aperto, in un pomeriggio tranquillo, insomma, ecco, purtroppo nulla faceva presagire un fatto di questo genere. Una città che però è ancora sotto shock e chiede più controlli. Sono uscito per vedere, c'era tavoli che volavano, sedie che volavano, ragazzi che battevano le mazze, gente che scappava. È una cosa veramente impressionante comunque da vedere. Di solito si vedono per televisione queste cose qua, ma dal vivo fa molta impressione. Non una scena di fiction, ma la cruda realtà è quella che si è trovato di fronte Matteo Boscarato, socio del bar al teatro, è qui nel plateatico del suo locale che è andato in scena il regolamento di conti tra ragazzi macedoni che ha sconvolto la domenica di Conegliano. Io ho parlato con uno dei ragazzi che le ha prese e loro mi hanno detto che prima di questa cosa qua erano successo che si erano beccati tra di loro giù in centro. Bisogna che ci siano più controlli secondo me.
perché cose del genere non devono succedere, soprattutto di giorno e in centro a Conegliano su una piazza così. Sedie, volare, bastoni, manganelli, un po' di tutto, diciamo, Far West. Mi auguro che le forze dell'ordine facciano il loro lavoro e cerchino di intercettare questi individui. A invocare maggiore sicurezza anche i residenti in una città da mesi senza sindaco, per qualcuno c'è un nesso. A causa di una mancata giunta, il peccato che non possa esserci un controllo concreto. Non mi sento sicuro. Denota una totale mancanza di controllo. Tema della sicurezza che ben conosce Maurizio Tondato, già comandante della Polizia Locale a Conegliano e a Treviso, per il quale ci sono i margini di miglioramento. Maggiore presenza degli agenti della Polizia Locale sul territorio, una condivisione con le altre forze dell'ordine. Alla base, dicono altri, c'è un problema culturale, soprattutto tra i più giovani. Se vengono a mancare gli stimoli per la mente, gli stimoli per le emozioni, nascono sentimenti di rabbia, frustrazione e poi anche violenza. E c'è chi punta il dito contro la mancata integrazione. Li ospitiamo, li accettiamo, le diamo quello che possiamo e dopo fanno quello che vogliono loro. Questo è un segno di maleducazione. Stanno rovinando Conegliano. Martina, aspirante criminologa di origini albanesi, fa però una considerazione. Mi dispiace che si generalizzi innanzitutto, sì, perché non tutti gli stranieri, ma secondo me sono uguali, ovviamente. Il pestaggio di Piazza Cima ha sconvolto la città nelle ore in cui stava festeggiando le Pantere dell'Imoco, anche loro incredule di fronte a quanto successo. Perché ieri sera anche le Pantere mi chiedevano se sapevo cosa era successo a Conegliano, perché non si spiegavano che qui, quella che era la perla del Veneto, fosse capitata una cosa del genere. Inevitabili anche le reazioni politiche, con la Lega che chiederà al Comune di costituirsi parte civile per danno d'immagine. Il PD invece lancia un appello diretto alla comunità macedone. Quello che si è visto è stato sconcertante, ma tra l'altro c'è vedere ragazzi che attraversano il centro armati con spranghe eccetera per compiere quella che è una esecuzione in pieno centro conegliano durante il giorno, è una cosa vergognosa. Noi adesso qui chiederemo comunque la convocazione di un tavolo di ordine e sicurezza pubblico. Questa è la prima mossa della Lega trevigiana in una città che anche nel recente passato ha registrato situazioni al limite, come nell'area del Biscione. Ci sono comunque aree di Conegliano che soprattutto nelle ore serali sicuramente non ispirano sicurezza. Ma il problema, guardando il pestaggio di domenica, non è solo di ordine pubblico. Per il Carroccio c'è un danno inequivocabile di immagine per l'intera città. Chiederemo al commissario prefettizio qui a Conegliano che il Comune si costituisca parte civile proprio per il danno d'immagine che la città ha subito per questi fatti. Sia a destra che a sinistra si chiede il pugno di ferro nei confronti degli autori del gesto, il primo passo per parlare di sicurezza, dice il Partito Democratico. Io a questo punto mi aspetto veramente anche una risposta veramente dura anche da parte delle forze dell'ordine. Adesso è il momento della repressione, quindi mi aspetto che nei prossimi giorni di vedere delle pattuglie appiedate come c'era un tempo. Insomma, adesso bisogna tranquillizzare i cittadini. Tranquillità che passa anche attraverso una corretta integrazione. Da qui il messaggio del Dem Bortoluzzi. Io faccio un appello veramente anche alle comunità, alla comunità macedone, so che comunque è una comunità operosa, sana, di separare e di allontanare i cattivi, di separare i buoni dai cattivi, perché altrimenti non riusciamo a fare nessun passo in avanti. C'è la violenza fisica, ma c'è anche la violenza verbale, ci sono le aggressioni contro le cosiddette minoranze. A tal proposito vi chiediamo questa sera di esprimervi su un tema di assoluta attualità. Serve una legge contro le aggressioni ai gay. Il tema ovviamente è quello del DDL Zan contro l'omotransfobia, rilanciato poi sabato dal concertone del 1° maggio da Fedez, con tutte le polemiche che ne sono scaturite. Questa quindi la domanda: serve una legge contro le aggressioni ai gay? Sì, 0422 1626 691, no, non serve, il numero in rosso 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita. L'esito di questo sondaggio questa sera a Ring, in studio con il nostro Ferdinando Avarino. La cronaca giudiziaria ci porta a Treviso, nuova udienza per il processo contro Vincenzo Consoli. Il Tribunale ha respinto oggi l'eccezione che chiedeva di trasferire il processo a Trento.
Rimarrà di competenza del Tribunale di Treviso il processo a carico dell'ex amministratore delegato di Veneto Banca Vincenzo Consoli, di nuovo presente in aula questa mattina come unico imputato per rispondere di ostacolo alla vigilanza, falso in prospetto e aggiotaggio. Il collegio presieduto da Umberto Donà ha respinto l'istanza della difesa. È andata come speravamo, è andata come secondo noi peraltro diritto vuole, nel senso che sono state ritenute infondate le pur persuasive eccezioni che ha sollevato la difesa, sia per quanto riguarda il trasferimento del processo a Trento, sia per quanto riguarda le altre nullità che sosteneva essere intervenute nell'udienza preliminare, e dunque andiamo avanti con il processo. Ce l'aspettavamo, eravamo convinti che il processo si doveva celebrare qui, il Tribunale ha motivato molto bene e quindi adesso siamo in attesa di verificare quali saranno i provvedimenti sulle istanze istruttorie e poi siamo pronti a partire sentendo i testimoni. Oltre 200 i testimoni proposti complessivamente da accusa e difesa. I legali di Consoli hanno ipotizzato di far ascoltare personaggi del calibro di Matteo Renzi, allora Presidente del Consiglio, o Ignazio Visco in qualità di governatore della Banca d'Italia, ma i giudici, che per 3 ore hanno esaminato il lungo elenco di nomi, non li hanno accolti. Il Tribunale ha inoltre escluso Intesa San Paolo da responsabilità civili. Non ammesse anche oltre 300 parti civili, in pratica i risparmiatori che nel 2017 transarono con la banca ottenendo risarcimento del 15% del valore perso. Sulle parti civili noi avevamo espresso una valutazione diversa, chiaramente dispiace per chi è stato escluso. Rimane comunque nel processo un'importante rappresentanza di risparmiatori. Avremmo sperato, dico francamente, di poter essere ammessi anche, che le parti civili fossero ammesse anche per il reato di ostacolo, oltre che per il reato di aggiotaggio di falso in prospetto, però siamo soddisfatti. Veniamo ai temi del Covid. Oggi a Marghera c'è stato un sit-in delle forze di opposizione in Consiglio regionale con cui hanno chiesto l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia, richiesta subito accolta dal governatore Zaia. Non ci siamo mai rifiutati di attivare la commissione d'inchiesta. Risponde così il presidente Zaia alla richiesta delle opposizioni. Una delegazione presente nella sala stampa della Protezione Civile al termine della conferenza stampa che si era tenuta all'esterno di istituire una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia durante la seconda ondata. Non è una sorpresa, mi sembra che è il minimo che poteva scaturire questo dibattito, no? Importante che si facciano però le commissioni, che si chiudano come è stato fatto per i FAS, che si chiuda con un verbale, che poi si manda alla procura. Zaia ha poi spiegato che in ogni caso non firmerà la richiesta di istituzione della commissione. Se me ne trovate una che ho firmato in 10 anni, che adesso non venga fuori Zaia non firma perché vorrebbe dire essere anche di poco di buono. Perché io non firmo neanche le interrogazioni che mi propongono i miei consiglieri o le mozioni, proprio per un fatto di rispetto nei confronti del Consiglio, ma che ci sia riserve sul fatto dell'istituzione della Commissione decisamente no. Intanto è attesa per domani l'audizione chiesta dalle opposizioni di Zaia in 5ª Commissione Sanità con i tecnici regionali sull'utilizzo dei test rapidi e a chi gli chiede se l'impiego di questa tipologia di tamponi in ospedali o RSA sia stata una scelta sanitaria o politica, Zaia replica così. Ma noi non abbiamo gli strumenti per fare una scelta su dove utilizzare i tamponi. E domani avrete la risposta da chi ha proposto queste modalità, si è confrontato, ma io capisco che voi fate fatica a dimostrare che noi abbiamo scelto tutto, però guardate, noi siamo disposti ad andare a vedo finché volete. Se ci fosse un'area di discrezionalità su una scelta del genere, se rovesciamo la visione, vorrebbe dire che noi potevamo anche, secondo voi, decidere di non fare diagnostica, di non attivare i tamponi rapidi, cioè di cosa stiamo parlando? Cioè che c'era il mondo intero che li utilizza e l'Italia compresa. Il dibattito c'è qui. Intanto la campagna vaccinale va avanti senza intoppi. Anche ieri sono state somministrate 37.000 dosi, portando a oltre 1.700.000 il numero di vaccinazioni finora effettuate. Siamo 12.000 dosi sopra il target fissato. Il 96,7% degli ultraottantenni e il 72,4% degli over 70 ha ricevuto almeno una dose e al momento tra i 60 e i 69 anni il 30,4% è stato vaccinato. L'appello per questa fascia d'età è di prenotarsi nelle prime date disponibili alla luce di una capacità vaccinale in Veneto di 50.000 somministrazioni giornaliere.
E mentre il commissario Figliuolo fa sapere che si sta valutando se estendere AstraZeneca alla classe di età inferiore ai 60 anni, alla Regione Veneto non è per ora giunta alcuna comunicazione ufficiale sull'ipotesi avanzata in queste ultime ore dallo stesso Figliuolo di avviare vaccinazioni di massa alla restante popolazione una volta terminate le somministrazioni agli over 60. E sull'efficacia del vaccino è stato presentato oggi un importante studio da parte dell'ULS 2. Una ricerca effettuata dal servizio di epidemiologia dell'ULS 2 in collaborazione col Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Sotto la lente di ingrandimento gli operatori sanitari degli ospedali che sono stati vaccinati. È stato condotto su tutti i nostri dipendenti che si sono vaccinati, quindi parliamo di oltre 3.500 persone, quindi è uno studio importante, direi, dal punto di vista proprio dell'analisi e del risultato. Fondamentale era testare l'efficacia dei vaccini nelle persone che ogni giorno sono a rischio contatto di cittadini potenzialmente infettanti. Gli operatori sanitari vaccinati con la seconda dose non hanno più contratto il virus, il coronavirus, e quindi sono immuni, e questo è positivo, come lo sono immuni gli over 80 dei centri servizi e delle case di riposo che si sono vaccinati. Il vaccino dopo la seconda dose ha mostrato un'efficacia del 95% e dopo la prima dose dell'84%. Intanto, mercoledì 5 maggio è stato annunciato un altro Vax Day. Andiamo a fare, con l'aiuto dei sindaci e grazie al forte contributo dei sindaci che sono capillari nel territorio, una vaccinazione 70-74, che sono le persone che ancora mancano ovviamente alla vaccinazione e che non riusciamo a raggiungere con i mezzi comuni. C'è poi la crisi economica da Covid. Treviso, pensate, è la prima provincia in Veneto per numero di domande presentate per il reddito di emergenza. Già 856 famiglie hanno presentato domanda per il reddito di emergenza negli sportelli trevigiani della CGIL, il 30% delle circa 2.500 pratiche istruite dal sindacato in tutto il territorio regionale, che pongono la marca in testa alla classifica veneta per istanze presentate. Un numero destinato a salire alla luce della proroga decisa dal Ministero del Lavoro. Il tempo a disposizione per in qualche modo presentare la domanda è il 31 di maggio e non più 30 aprile. Sicuramente questo arco, di tempo consentirà ad altri cittadini di poter presentare la domanda. Vanno di pari passo al numero di richieste per il reddito d'emergenza quelle per l'ISEE, indispensabile per richiedere questo e altri bonus sociali. Nel primo quadrimestre di quest'anno sono già 16.555 le pratiche licenziate dai CAF, di queste quasi 4.300 solo ad aprile. Nei prossimi mesi le domande sono destinate ad equiparare quelle presentate nell'intero 2020. Alla volta di giugno-luglio saremo già quasi vicini al dato finale dell'anno scorso. Domande che arrivano da una popolazione eterogenea. Molte persone che l'anno scorso o gli anni precedenti non presentavano l'ISEE hanno cominciato a presentarsi ai nostri sportelli per appunto richiedere dei sussidi. Intanto c'è un'altra emergenza all'orizzonte, quella abitativa, in vista dello sblocco degli sfratti a partire dal 30 giugno. Stamane è comitato in prefettura per studiare possibili interventi. Al vaglio la sottoscrizione di un protocollo per creare una sinergia tra tutti i soggetti competenti e fare in modo che ci sia una programmazione. La polemica in Consiglio Comunale a Treviso con lo scontro tra il Presidente del Consiglio Iannicelli e l'opposizione cerca di portare serenità il Sindaco Conte. Credo che sia stato solo un episodio, sicuramente spiacevole, provocato da un atteggiamento sbagliato da parte delle opposizioni, con un intervento sbagliato da parte del Presidente. L'invito che faccio è quello di sedersi attorno a un tavolo, chiarirsi. Fa da pacere il Sindaco Mario Conte dopo l'ultimo Consiglio Comunale online, contrassegnato da toni accesi e dalla polemica tra Presidente del Consiglio e opposizione. Consentito, io volevo parlare per fatto personale. Per i miei rispetti, con 70 anni è un bambino, è un moccioso, anzi, impari a rispettare i ruoli, capito? Bambino. Sfuriata che in piena epoca social è stata più volte condivisa con il PD, che ha chiesto a Iannicelli di scusarsi, altrimenti l'invito è quello di fare un passo indietro, leggi dimissioni. Non ritengo di dover essere chiamato moccioso, sono stato per 2 volte fra i più votati del Consiglio Comunale.
mese e oggi faccio il capogruppo. Dovrebbe scusarsi con tutta la cittadinanza che rappresenta come Presidente del Consiglio Comunale. Iannicelli, che ribadisce di essere stato provocato ingiustamente, ma porge un ramoscello d'ulivo, non proprio delle scuse. Con la Tocchetto, casualmente ci siamo visti il giorno dopo e l'ho abbracciata, ma siamo nella normalità e, ripeto, queste liti succedono di frequente. Poi non so, ripeto, in un momento difficile come abbiano risonanza. Con Pelloni, con il giovane Pelloni, lui sa la simpatia che ho per lui ha per me. Se si tratta di scuse, ripeto, le scuse le faccio io e le deve fare a me per il tono che ho usato verso il Presidente del Consiglio Comunale. Tra i rifiuti abbandonati c'erano giocattoli, pannolini, indumenti e altre immondizie di provenienza domestica. Dentro il materiale importanti indizi che hanno permesso di individuare i colpevoli ecovandali recidivi. A pizzicarli gli addetti alla vigilanza ambientale del Consiglio di Bacino Priula, in collaborazione con le amministrazioni e forze dell'ordine, in via Antiga Sud a Ponzano Veneto e in via dei Gredi a Treviso. Gli indizi risalivano a 2 utenze domestiche appartenenti al comune di Treviso, già beccate in passato ad abbandonare i propri rifiuti nel territorio. Per le 2 famiglie scatteranno dunque nuove multe da 600 euro. Vediamo dunque se basterà. Adesso per noi c'è la pubblicità, fra poco. Di nuovo in studio con la cronaca che ci porta a Zero Branco per un'aggressione in giardino. Protagonista una donna di 84 anni. La tecnica è ormai più che nota, l'abbraccio subdolo, veri e propri professionisti del furto, veloci e senza scrupoli. Le vittime preferite di questi malviventi sono gli anziani. L'ultima in ordine di tempo è un 84enne residente a Zero Branco. La donna si trovava nel giardino della sua abitazione quando ad un tratto è stata avvicinata con una scusa. Con il solito pretesto banale, con la solita scusa di chiedere delle informazioni, ha cercato il contatto fisico, di stringerle mano, nel tentativo di sfilarle l'anello. E in questo caso, per fortuna, la pronta reazione della donna ha costretto alla fuga l'indagata, che poi è scappata via a bordo di un veicolo condotto da un suo complice. La coppia non aveva fatto i conti con l'84enne che non si è fatta ingannare ed ha reagito. La persona anziana si è insospettita perché, memore di un analogo episodio che le è successo un paio di anni fa, si è avveduta subito del tentativo di furto. Immediatamente è stato lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Attraverso le telecamere di videosorveglianza e le testimonianze di alcuni cittadini sono stati identificati e denunciati 2 cittadini rumeni. L'uomo 36 anni, lei 34 anni, domiciliati in Toscana, entrambi già conosciuti alle forze dell'ordine. La coppia è stata denunciata per tentato furto aggravato in concorso. L'appello dei carabinieri. Di diffidare, di non fidarsi di persone sconosciute che si avvicinano e cercano un contatto fisico senza una valida ragione, e di chiamare subito i carabinieri in caso di qualsiasi dubbio o situazione sospetta. La dunata degli alpini di Rimini San Marino, la numero 93, è stata spostata a maggio 2022 nel secondo fine settimana. Lo ha deciso il consiglio direttivo dell'ANA, che si è riunito oggi in videoconferenza. L'appuntamento era già stato fatto slittare il prossimo settembre, ma il Consiglio delle Penne Nere, vista la pandemia, ha valutato che per quel mese non sarà ancora possibile garantire le indispensabili condizioni di sicurezza. Una scelta triste, il commento del presidente nazionale Sebastiano Favero, ma rimaniamo fortemente impegnati sul territorio per far fronte alla pandemia. Ritorna invece la Corri Treviso, viste anche le dimensioni più contenute, con tutte le precauzioni e le misure anti-Covid del caso. La classica corsa su strada sui 10 km annullata per la pandemia nel 2020 si disputerà venerdì 4 giugno alla sera. Percorso in centro storico con partenza in Piazza Duomo. Iscrizioni aperte dal 4 maggio. Sarà la prima corsa su strada Fidal a svolgersi in una città del Veneto dall'inizio di questa emergenza sanitaria. Andiamo adesso a Belluno. In primo piano per la cronaca dal bellunese una festa di compleanno proibita a cavallo del weekend del 25 aprile, cioè ancora in fascia arancione, che rischia di causare un nuovo focolaio nelle terre alte.
È bastata una festa di compleanno proibita a cavallo del weekend del 25 aprile in zona arancione a causare certamente 2 contagi da Covid-19 che potrebbero comportare qualche rischio di coda epidemica in Cadore. I tracciatori della stanza 6 del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 1 hanno dovuto lavorare lungamente per risalire a tutti i partecipanti alla festa che non erano stati segnalati come contatti stretti. Abbiamo l'evidenza di 2 casi, 2 ragazzi fidanzati che hanno partecipato a questa festa con una quindicina di persone in una casera nell'area del Cadore. E questi casi al nostro primo interrogatorio, chiamiamolo così, alla nostra prima verifica, non hanno riportato questo evento. Domani la comitiva sarà sottoposta a tampone, mentre già da stasera tutti i partecipanti alla festa di compleanno saranno in quarantena, con la speranza che nel frattempo siano state prese tutte le precauzioni necessarie a limitare i danni. Questa sottovalutazione porta a non segnalare, più che a nascondere, non segnalare la casistica dei contatti stretti o anche meno stretti. Ricordo che con le varianti vanno segnalati anche contatti un po' meno stretti. Sul fronte vaccinale il ponte del 1° maggio è stato dedicato a sedute massicce in tutta la provincia. La copertura ha superato il 95% negli over 80 e il 75% negli over 70, mentre resta ancora molto lavoro da fare per gli over 60. Osserviamo effettivamente un'adesione, più si abbassa la fascia d'età dell'offerta, meno vicina al 80-90% che è ciò che ci aspettiamo in queste fasce d'età. Dentro alla tuta non potevamo nemmeno piangere. Vi proponiamo adesso il racconto davvero sofferto e commovente di un'operatrice sociosanitaria in servizio alla Gaggialante di Belluno. È stato quasi terapeutico per me raccontarlo e raccontarlo in questo ambiente, perché spesso questi racconti rimangono tra le mura domestiche, rimangono così nascosti. Ci sono voluti pochi secondi per realizzare la sofferenza e il dolore nel racconto di Jenny Nessenzia, operatrice sociosanitaria alla Gaggialante di Belluno. Parole lucide le sue che hanno trafitto come lame taglienti i cuori dei presenti alla giornata dedicata al lavoro e ai diritti, quest'anno celebrata proprio davanti al luogo simbolo della battaglia combattuta contro il Covid-19. Tanto più nella seconda ondata, nella prima è stato dato tanto risalto all'operatore sociosanitario, ai medici, agli infermieri. Nella seconda ondata ci siamo sentiti più dimenticati. Con grande responsabilità e impegno abbiamo rivoluzionato il nostro modo di lavorare, abbiamo fatto sacrifici. Quando il Covid è entrato in casa di riposo, in pochi giorni tutti i nostri anziani sono stati contagiati, ricorda Jenny. Le ferite sono davvero ancora aperte. E lavorare all'interno di quelle tute, di quei DPI, è stato davvero un momento difficile, perché piangere avrebbe voluto dire lacrime che scendono, naso che cola, e sapevamo che non avremmo potuto toccarci né toglierci nulla per potercelo asciugare, per cui dovevamo perfino trattenere le emozioni e le lacrime quando di fronte a una persona che stava morendo. Ansia, spaesamento, reparti trasformati in poco tempo in terapie intensive, il dolore nel chiudere i sacchi neri, eventi che hanno avuto forti ripercussioni psicologiche nei lavoratori costretti a rivoluzionare la loro vita e a confrontarsi con gli anziani che ce l'hanno fatta. Hanno avuto sicuramente più forza di noi, più risorse. Ecco, non ci hanno mai fatto pesare nulla e purtroppo di 20 anziani contagiati nel mio nucleo, 6 in poco più di una settimana hanno perso la vita. E immagino che per i nostri anziani vedere e percepire questo dolore, immagino avessero grande paura, ma non hanno mai manifestato questo. Fedez, speranza e carità, questo è il titolo della puntata di Ring, in onda questa sera in prima serata a partire dalle 21:15 su Antenna 3, in studio con Ferdinando Avarino, ospite in apertura il presidente dell'Imoco Volley, campione d'Europa Piero Garbellotto. Ci saranno poi Roberto Marcato, assessore della Lega, il senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi, Tommaso Razzolini, consigliere di Fratelli d'Italia. Ci saranno poi Giancarlo Iannicelli, presidente del Consiglio Comunale di Treviso, e il capogruppo Dem, sempre a Treviso, Stefano Pelloni. Questi i protagonisti di Ring questa sera con Ferdinando Avarino.
È tutto per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Ci sono le previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe. Benvenuti al Meteo. Prevale l'alta pressione, dunque tempo buono sul nostro territorio e temperature nella norma. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 4 maggio. Sul Veneto giornata tutto sommato tranquilla, la nostra grafica infatti ci mostra un contesto stabile, avremo tanto sole dappertutto, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio non si escludono degli addensamenti sui rilievi, ma in genere senza piogge degne di nota. Venti da sud-est localmente tesi. Temperature stazionarie o in lieve aumento, minime tra 6 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra i 15 e i 21 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, sempre bel tempo soleggiato, un po' più di nubi sui monti dove saranno possibili anche dei veloci acquazzoni. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime sui 18-19 gradi. Poche novità infine sul Trentino Alto Adige, anche qui ampiamente soleggiato con cielo sereno o al massimo velato. Temperature minime intorno ai 7 gradi, massime sui 20 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe.